mortale stamane lungo il tratto maledetto della A4 a Portogruaro e San Stino. Seconda vittima in 12 ore. Da Unioncamere ai sindaci la rabbia per la irrisolta questione della terza corsia. Continua ad essere virale sul web il video fatto girare dai Novax nel quale Zaia sostiene di non volersi vaccinare, una fake news che vi spieghiamo mostrandovi cosa ha detto il governatore realmente. Un'altra scossa con epicentro Miane fa tremare la pedemontana nel pomeriggio. Dopo le 6 registrate 2 notti fa, ancora paura in tutta la zona. Blackout a bordo di un mercantile lungo 160 metri lungo il canale dei Petroli. L'intervento della Capitaneria di Porto scongiura il peggio. Il delitto di Stanghella, 2 schiaffi al marito durante una lite nella piazza del paese, un affronto che secondo le motivazioni della condanna all'ergastolo avrebbe spinto il marito di Samira ad uccidere la moglie facendone sparire il corpo. Ricevuto e premiato in comune a Venezia il 41enne disoccupato che ha salvato la vita a una bimba di 5 anni che stava annegando l'appello dell'amministrazione ai cittadini. Troviamogli un lavoro. Grande opportunità domani sera dalle 21 per gli spettatori del gruppo Media Nord-Est. Su Tele Nord-Est sarà possibile assistere in chiaro al match di Champions League tra Juventus e Chelsea. Terminate a Jesolo le operazioni di ispezione del nido di tartaruga caretta, 80 uova di cui 9 schiuse con successo. Finisce una veglia durata 82 giorni. Ben ritrovati, l'informazione del TG Veneto parte con una notizia di cronaca, il secondo morto in 12 ore. Siamo nel tratto maledetto dell'autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza. La rabbia di Unioncamere, dei primi cittadini del territorio per i lavori non ancora completati della terza corsia. Le morti lungo il tratto autostradale maledetto sulla A4 tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste non hanno fine. Dopo il camionista che ha perso la vita ieri alle 18:30, questa mattina nello stesso punto alle 6 l'ennesimo incidente, a meno di 24 ore dal precedente. A causa di un malore il conducente del mezzo dell'Est Europa ha perso il controllo schiantandosi contro le barriere laterali sul lato destro della carreggiata, distruggendo quasi 300 metri di guardrail. Quando sono giunti i soccorsi il mezzo aveva ancora il motore acceso, ma per il 59enne non c'era più nulla da fare. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete per far defluire il traffico proveniente da Venezia, con code fino a 10 chilometri. Una situazione che sta diventando insostenibile, per cui il sindaco ora ha intenzione di non andare più per il sottile. L'abbiamo fatto sentire al mondo che la conferenza dei sindaci è almeno arrabbiata se non di più. Noi siamo inermi, non riusciamo più a farci ascoltare, a farci sentire, nonostante abbiamo chiesto anche l'intervento di Draghi, abbiamo chiesto un incontro a Roma. Non ci ascoltano e non vogliono sentire le nostre lamentele e le nostre giuste considerazioni. Lo faremo ancora di più probabilmente e sicuramente abbiamo sbagliato noi metodi, modi e tempi. Adesso cercheremo di incontrarci di nuovo, ma le assicuro che sarà un ordine del giorno fuori sacco, porteremo il problema di nuovo davanti ai 22 comuni e cercheremo di trovare ancora un'altra soluzione. Perché il numero delle vittime aumenta costantemente. Sono morti da lavoro e quindi è una sconfitta non solo per le istituzioni ma per la società intera. Davanti a questo possiamo solo alzare la voce e lo faremo in tutte le maniere perché siamo stanchi di sentire ogni giorno che c'è un morto se non di più. Anche il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, è intervenuto sulla questione. Siamo di fronte al solito bollettino di guerra ed è evidente che la situazione è insostenibile, ha detto. Ma nonostante da mesi segnaliamo il problema al governo chiedendo risorse e interventi immediati, a Roma si continua a discutere, qui invece si continua a morire. Non si può più perdere altro tempo. Ancora morti sul lavoro, Padova è maglia nera in Veneto, un triste primato, l'ultimo decesso ieri a Loreggia, il servizio. Restiamo in attesa dell'esito delle indagini che chiariranno la dinamica, ma oltre che piangere un altro lavoratore, ci corre l'obbligo di sottolineare l'implacabile e intollerabile frequenza con cui questi fatti si verificano, almeno non si parli di fatalità. Il commento di Dario Verdicchio, segretario confederale della CGIL di Padova, lascia pochi dubbi. Valeriano Bottero, 52 anni, è l'11ª vittima del lavoro da inizio anno in provincia di Padova.
piccolo artigiano titolare di una ditta di tinteggiatura di Loreggia, ma da poco residente a Castelfranco Veneto. La sua vita si è spezzata nel pomeriggio di martedì nel capannone della Lavor Metal di Loreggia. Stava tinteggiando il soffitto di un locale quando è precipitato da un'altezza di 5 metri. Vani i soccorsi, inutile anche l'arrivo dell'elicottero del SUEM. Il suo cuore aveva già smesso di battere. Sull'episodio indagano lo Spisal di Camposampiero e i carabinieri. Resta l'amarezza dei numeri. 3 vittime al giorno in Italia, numeri che raccontano vite spezzate che la sera a casa non faranno più ritorno. Continua ad essere virale sul web un video in cui il presidente Luca Zaia sostiene di non volersi vaccinare. Noi vi facciamo vedere che cosa ha detto invece realmente quel giorno. Zaia e il vaccino. Da una parte la bufala. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. Dall'altra la verità. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. Ma non perché siamo dei cacca sotto, perché eticamente penso che prima lo debba fare una persona che ha 80 anni, 70 anni e dopodiché si passa a noi. La differenza sta in un taglio, una frase sospesa ad arte per stravolgere il senso del discorso. Fenomenologia di una fake news che gira da mesi nel mare magnum senza controllo del web, ma sempre riproposta per far abboccare chi ancora ci casca e a quanto pare non sono pochi. L'esca è questa. Noi non è che predichiamo dei vaccini e qualcuno dice voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia perché predica dei vaccini, sono sicuro che lui non l'ha fatto. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. In questo video Luca Zaia si ferma qui, non mi vaccino. Una scelta in evidente contrasto con il monito costante ai veneti, vaccinarsi per combattere il Covid. Insomma, sembra incoerenza smascherata. Appunto, sembra, perché c'è un dettaglio non di poco conto. Questo video non è completo. Per capirlo basta vedere e sentire integralmente quanto detto dal governatore in sala stampa a Marghera. E l'altro elemento cruciale è la data, omissione dei professionisti della bufala. Le immagini risalgono infatti ai primi mesi del 2021, la campagna vaccinale era partita da poco, si stava programmando a livello nazionale le priorità per le fasce d'età. Ecco cosa diceva realmente Zaia quel giorno. Noi non è che predichiamo dei vaccini e qualcuno dice voglio vedere il libretto vaccinale di Zaia perché predica dei vaccini, sono sicuro che lui non l'ha fatto. Certo che non l'ho fatto, ma neanche l'assessore Lanzarin l'ha fatto, ma per scelta. Ma non perché siamo dei cacca sotto, perché eticamente penso che prima lo debba fare una persona che ha 80 anni, 70 anni e dopodiché si passa a noi. Però se qualcuno vuole fare una chiamata di popolo e garantircelo subito, beh, se il popolo decide noi ce lo facciamo. Però io lo trovo poco corretto nei confronti di quei pensionati che ci stanno chiedendo tutti i giorni di avere il vaccino. Poi quando sarà la nostra ora lo faremo pubblicamente. Tant'è vero che nel pomeriggio del 12 maggio, secondo la fascia d'età corrispondente, il governatore si reca al punto vaccinale di Godega Sant'Urbano per la somministrazione della prima dose di Pfizer, ampiamente documentato dalle telecamere. Ecco dunque la ricetta di una fake news, tagliare dove fa più comodo per accalappiare chi non si prende la briga di controllare la fonte di quanto viene dimostrato. Un video peraltro già stigmatizzato da tempo dallo stesso Zaia, eppure nuovamente virale, tanto da provocare una nuova fiammata di indignazione pilotata in queste settimane. Pilotata, sì, e paradossalmente la stessa accusa che viene rivolta da Novax e No Green Pass ai giornalisti, la censura, qui è messa in moto da chi si professa paladino di libertà. Ma è quando si priva volutamente il cittadino della verità che nasce la dittatura, non di Stato, la dittatura del web. Con quasi 400.000 dosi somministrate chiude il padiglione 8 della fiera. Siamo a Padova, padiglione gestito dall'azienda ospedaliera. Nelle prossime ore si parte con la terza dose ai sanitari, intanto cala ancora il numero dei positivi in provincia. Continua la fase calante della pandemia nella provincia di Padova. I casi attualmente positivi sono scesi di circa 200 unità e sono poco più di 2.200, anche se Padova resta in Veneto la provincia con il maggior numero di contagi settimanali. 190 i positivi scoperti tra gli 8.531 tamponi eseguiti dall'azienda ospedaliera in una settimana. La fascia d'età più colpita è quella tra i 45 e i 65 anni. Ad oggi sono 47 le persone ricoverate nei vari reparti, 2 giovani donne in ginecologia
oncologia, 9 anziani in geriatria, 22 in malattie infettive, 4 persone nella terapia subintensiva e 9 in terapia intensiva. C'è poi il neonato in terapia intensiva neonatale. I medici sono ottimisti per il suo percorso di cura. La quasi totalità dei pazienti nelle aree critiche non è vaccinata, mentre i vaccinati ricoverati sono tutti anziani con pluripatologie. Il vaccino è molto importante, è la misura di prevenzione più importante che abbiamo associata ai comportamenti individuali e quindi è fuori discussione l'utilità della vaccinazione. Le persone ricoverate con la vaccinazione effettuata sono persone generalmente anziane con pluripatologie che quindi il virus ha in qualche modo aggravato questo stato, diciamo così, pre-ricovero. Quindi direi che il vaccino sta facendo veramente bene il suo lavoro. Mentre proseguono le sospensioni dei sanitari Novax, i provvedimenti salgono a 101 anche se in 9 hanno scelto di vaccinarsi e sono stati richiamati in servizio. Tra giovedì e venerdì si inizierà a somministrare la terza dose di vaccino al personale sanitario. Parte con la terza dose anche i sanitari sopra i 60 anni o in particolari condizioni di rischio sotto i 60 anni e quindi viene data questa ulteriore possibilità di dose di rinforzo appunto del ciclo. Intanto stanno per essere pubblicati i dati sulla terapia del plasma iperimmune, utilizzato per curare i pazienti Covid soprattutto durante la prima ondata della pandemia, una terapia che ha permesso di ridurre la mortalità del 40%. Abbiamo visto che, i soggetti sopravvissuti tra la popolazione trattata rispetto alla popolazione generale non trattata della stessa fascia di età sicuramente hanno avuto dei buoni risultati. Ci spostiamo ancora a Paura nell'Alta Marca, una scossa di terremoto è stata avvertita, magnitudo 3.5, vediamo. Nuova scossa di terremoto alle 16:20 di oggi, avvertita distintamente nella vallata e nel quartiere del Piave. Epicentro ancora una volta Miane, a circa 4 km a nord-ovest dell'abitato. La medesima localizzazione delle scosse che l'altra notte hanno spinto molti abitanti della zona a uscire di casa ad aspettare il mattino in strada. 3.5 della scala Richter, la magnitudo della scossa. 3.5 significa che viene avvertito in maniera importante dalla popolazione. Nessun danno. Ovviamente noi siamo costantemente in contatto con l'Istituto Oceanografico che ci fa tutta la parte relativa ai sismi e ci confermano quello che avevano già anticipato ieri, e cioè che è un'attività sismica in un'area che ovviamente è a rischio sismico, non dimentichiamocelo mai, è un'attività sismica che è già accaduta anche in passato, nel 2015 e nel 2011. Nel 2015 ci sono state delle scosse di questa intensità anche a distanza di qualche giorno una dall'altra. Per l'Istituto Oceanografico non si tratta di scosse definibili come certamente premonitrici di episodi di intensità maggiore, fatto salvo che il terremoto può avvenire a prescindere da un eventuale sciame sismico. Il monitoraggio, spiega l'assessore regionale, continua. L'attenzione rimane sempre massima, ovviamente invitiamo tutti i cittadini a prendere visione, ma questo non solo i cittadini di quel comune, di quella zona, ma di tutto il Veneto, in modo particolare delle aree sismico maggiore, di prendere visione del piano di protezione civile comunale, ogni comune ne è dotato, e di quegli accorgimenti che sono da mettere in atto, a volte anche semplici, per essere pronti ad affrontare situazioni di rischio come quelle del sisma. Tra la gente cresce l'inquietudine. Lo stesso Bottacin l'altra notte si trovava proprio a Miane quando si sono verificate le scosse. Ovviamente quando senti una scossa che avverti in maniera importante è chiaro che sale la preoccupazione. Però vorrei ricordare che in queste zone il rischio sismico è sempre presente e quindi l'attenzione deve essere sempre massima, non solo nel momento in cui si verificano queste situazioni, ma anche nella normale quotidianità, il che non vuol dire non vivere. Ovviamente tutti gli accorgimenti che possiamo mettere in atto per continuare a vivere nella maniera più sicura possibile vanno messi in atto. Blackout a bordo di un mercantile lungo 160 metri nel canale dei Petroli è intervenuta la Capitaneria di Porto. Erano circa le 7 quando una nave battente bandiera panamense lunga 160 metri ha avuto una avaria mentre transitava nel canale di Malamocco in direzione Porto Marghera all'altezza di Dogaletto.
Il problema sarebbe nato da un blackout alle macchine. Grazie all'intervento del pilota di bordo e dei 2 rimorchiatori in assistenza, il mercantile è stato riposizionato in asse con il canale e ha dato fondo alle ancore, fermandosi senza incagliarsi. Nel frattempo è stata informata la Capitaneria di Porto, che poi è intervenuta per le operazioni di monitoraggio e soccorso. L'equipaggio del mercantile ha risolto il blackout nel giro di un'ora e a quel punto la nave si è mossa verso l'ormeggio al terminal. La motovedetta della Capitaneria di Porto ha accertato che non si fossero verificati sversamenti di materiali inquinanti, mentre il personale preposto è salito a bordo per i primi accertamenti, che saranno seguiti da una visita del nucleo specializzato nella sicurezza della navigazione. Il traffico delle navi in entrata è ripreso poi regolarmente. Sono state pubblicate le motivazioni che hanno portato all'ergastolo Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la mamma di Stanghella, scomparsa nell'ottobre del 2019. Samira El Attar è stata uccisa dentro la sua abitazione dal marito Mohamed Barbri tra le 10 del mattino e le 12:15 del 21 ottobre del 2019. La mamma marocchina, svanita nel nulla da ormai 2 anni e mezzo, è stata ammazzata perché 40 giorni prima del delitto aveva dato 2 schiaffi al marito in mezzo alla piazza del paese, proprio davanti al comune. Un affronto che l'uomo non ha accettato e che ha ulteriormente fomentato la sua morbosa gelosia. Queste le origini del delitto, secondo le motivazioni della sentenza di primo grado emessa dai giudici della Corte, che hanno condannato Barbri all'ergastolo lo scorso 18 giugno per omicidio e occultamento di cadavere. Il corpo della povera Samira infatti non è mai stato ritrovato. Nelle 86 pagine di motivazioni in cui si ricostruisce, grazie ad intercettazioni, testimonianze e spostamenti rilevati dal GPS, sono definiti i momenti prima del delitto. Samira è stata vista per l'ultima volta da una vicina verso le 10 dopo aver accompagnato la figlia a scuola. A mezzogiorno il suo cellulare si spegne e in quell'arco temporale è sempre rimasto agganciato alla cella della sua abitazione e quindi si esclude che la donna possa essere uscita per andare a quel fantomatico colloquio di lavoro sempre dichiarato da Mohamed. L'uomo invece è stato visto in casa proprio verso mezzogiorno da una vicina mentre usciva per andare a prendere la figlia all'asilo. Samira potrebbe essere stata strangolata in queste 2 ore perché all'interno dell'appartamento i RIS non hanno rilevato tracce di sangue. Mohamed denunciò la scomparsa della moglie solo il giorno dopo e nei giorni seguenti fece ritrovare oggetti di Samira sparsi nei campi di Stanghella. Oltre alla condanna all'ergastolo, i giudici hanno tolto all'uomo la patria potestà e lo hanno obbligato al ristoro di 400.000 euro alla famiglia El Attar. E lì nella regia andiamo in pubblicità. Ben ritrovati, ripartiamo da Venezia. Questa mattina Simone Bonzio, il 41enne che ha salvato una bambina di soli 5 anni dall'annegamento, è stato ricevuto in comune. È arrivato a Cafarsetti con tutta la famiglia Simone Bonzio, raccogliendo l'invito dell'assessore Sebastiano Costalonga, che lo ha voluto ringraziare e premiare a nome del Comune di Venezia. Da quando venerdì scorso si è tuffato in canale per salvare una bambina che stava annegando in Rio dei Carmini a Dorsoduro, la sua storia ha fatto il giro d'Italia. Ma lui non si sente un eroe, anzi, anche nel giorno in cui riceve un'onorificenza, il suo pensiero e le sue parole vanno alla bimba che ha salvato. E c'è un'immagine che io non riesco a togliermi dal pensiero, sono gli occhi, erano sotto l'acqua che era torbida, soprattutto dopo magari la caduta, quindi aveva mosso il fango, la melma che c'era sotto, che era quella che la teneva al fondale, non la rilasciava, e io vedevo solo gli occhi pieni di paura. Ai Carmini Simone ha sentito un tonfo provenire dal canale e visto un cerchiello galleggiare in acqua. In quella fondamenta non doveva neanche esserci se non avesse recentemente perso il lavoro. Sì, faccio un appello alla cittadinanza per questo angelo, perché è un angelo custode, Simone, che merita l'attenzione di tutti quanti. Lui ha perso il lavoro. Se qualcuno ha la possibilità di dare lavoro a Simone, di proporre un posto di lavoro, può contattare la mia segreteria o lasciare una mail, una semplice mail a assessore.costalonga@comune.venezia.it. A volte alcune delle vicende importanti della vita capitano in pochi secondi, come è successo a Simone quel giorno in cui la sua vita si è incrociata per pochi decisivi istanti con quella bambina. È capitato tutto in così poco tempo che prima cosa che ho fatto, l'ho presa, l'ho girata, l'ho messa su di me e poi prendendola per la maglia dietro l'ho tirata su e spinta a terra, dove ha dato un paio di colpi di tosse.
e poi è corsa al fantastico grido di mamma. C'è una grande opportunità per i telespettatori del gruppo Media Nord-Est. Domani su Telenord-Est, canale 19, sarà possibile assistere in chiaro al match di Champions League Juventus-Chelsea. Le emozioni della super sfida di Champions League tra Juventus e Chelsea in chiaro per tutti i telespettatori domani sera su Telenord-Est, emittente del gruppo Media Nord-Est. Il match, che sarà disputato questa sera all'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile solamente per una ristretta fascia di pubblico abbonata a un servizio streaming. Ma domani sera alle 21 tutti avranno l'opportunità di vedere la partita in esclusiva su Telenord-Est, tasto 19 del telecomando. Giovedì sera la Juventus gioca contro il Chelsea su Telenord-Est, una straordinaria opportunità per vedere in chiaro una delle partite più belle di questo turno di Champions League, un grande regalo a tutti gli appassionati di calcio, juventini e non, e soprattutto a chi segue Qui Studio a Voi Stadio. Nella cornice di Qui Studio a Voi Stadio, il match che vede di fronte la Juventus di Massimiliano Allegri e i londinesi trascinati dall'ex nerazzurro Romelu Lukaku. Due giganti del calcio europeo che si incrociano nella prima fase a gironi, una partita degna di una finale che vede entrambe le squadre con all'attivo 3 punti, frutto delle vittorie contro Malmo e Zenit. In gioco la testa della classifica, Juve e Chelsea daranno il massimo, uno spettacolo che tutti potranno vedere domani sera in chiaro a partire dalle 21 su Telenord-Est. Sono terminate ieri pomeriggio le operazioni a Jesolo Lido di ispezione del nido di tartaruga caretta da parte dei medici veterinari del CERT dell'Università di Padova con il supporto dell'Innovation Team dell'ARPAV. Confermata la presenza di 80 uova, di cui 9 schiuse con successo. Le cause del fallito sviluppo degli embrioni verranno analizzate nei prossimi giorni, ma si sospettano fattori ambientali comuni ad altri nidi presenti sul territorio italiano. Finisce così la lunghissima veglia portata avanti ininterrottamente per 82 giorni da oltre 200 volontari, Legambiente e tante altre associazioni come Plastic Free, Sea Shepherd, Museo di Jesolo, Mare Vivo e WWF. Oltre 2000 ore di volontariato organizzate in turni. Fondamentale anche il ruolo del comando della Guardia Costiera di Jesolo, la Regione del Veneto e la città di Jesolo per l'attenzione, la pronta risposta e la collaborazione puntuale avuta nella gestione di questo evento eccezionale. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi l'informazione che arriva dal territorio veneziano. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Aria più fresca scorre sull'Italia nella giornata di giovedì 30 settembre, tempo sostanzialmente stabile, ma clima più fresco. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al primo mattino residua nuvolosità, soprattutto in pianura, con crescenti rasserenamenti a partire dalle zone più settentrionali della regione. A seguire cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura, salvo per possibili maggiori annuvolamenti sulle zone montane e pedemontane. Venti moderati nord-orientali, temperature come detto in lieve calo, minime tra 10 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui sarà molto nuvoloso o coperto inizialmente, più sole invece con il passare delle ore. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui qualche addensamento in giornata, ma sarà del tutto innocuo, prevale comunque il sole. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 22-23 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.